Su vil bastardo. L'udienza è riaperta a mutilate, insomma, a zigittire, proprio leggeri. Oh perra, ma io... C'è scritto che dell'ana. Secondo me non è l'ana questa. È che quando passo il dito Itta! mi scardisce tutta la mano ogni volta che passo il dito così, non lo vedi? Eppure Secondo me non è l'ana questa. mi avevano detto che era dell'ana. Beh, comunque andiamo avanti col processo. Volevo che sta facendo un commenti da vigara a noi. Ma scusa, oh perra, ma non era un tuo cliente questo, non lo dovevi salvare? Castiato mischino, ti mendi. Avvocato Perra la richiama, mi permette di richiamarla all'imputato se ne venga. Ma si morisci, ragazzi, processo è giusto, questo avvocato perra. Imputato Putu, la invito alla calma. Se non mi vedo costretto a espulsarla dall'aula. Vostro onore, la ricordo che si dice costretto quando uno parla in aula. Costretto! Lo pongo. Scusi, vostro onore, se mi intrometto, perché devo sì più lo zingarelli andare che significa costretto o costretto. Si vuole andare in tutti e due i modi. Opposizione accolta. Lo sapevo. È però una forma arcaica quella dello Zingarelli. E questo voi non lo sapevate. Io già lo sapevo. Ah, ma lo sapevi. Allora perché non dici a vostro onore che eri andato a prendere le cocciole, così come avevi detto a me in ufficio? Vostro onore, io non voglio... Non è così. Tu in ufficio mi hai detto che avevi preso le cocciole. Di difenderti perché eri innocente, di dire che eri innocente ma eri colpevole. Ah, t'hanno disgraziato! A zia Rua. Parola d'onore, tu faccio con dannaia così. Sulle mamalua! Silenzio. Mi sono permesso di fare un sopralluogo alla scaffa, è un reperito questo. Castia. Molto bene. Questo conferma che il mio cliente... Certamente, ho sempre sostenuto. Vostro onore, la chiara prova che il mio cliente è colpevole. Se io chiedo un attimo di pazienza al signore della Corte e ai signori giurati, arrivato a questo punto sostengo che il processo deve essere rivisto. Mi oppongo, vostro onore. La prova del teletetrack non dimostra niente. Il mio cliente è sicuramente colpevole del reato che gli abbiamo... Vostro onore, mi oppongo anch'io. Stai zitto, cretino. Non è vero, vostro onore. Silenzio in aula, faccio scrombare tutti da qui dentro adesso. Mi sto incazzando, ma me la... No, il signore della Corte, voglio ricordare che l'imputato vi ha cercato di tra. Beh, adesso basta, mi sto seccando. Vostro onore, io chiedo, per cortesia, l'intervento della Corte di vostro onore, se mi è concesso. Se donerás tu? Ma come, lui Zazzieri. Di noi, sa prima domanda lui. La prego, mi faccia la seconda. Poita. Ita. Beh, ci stariamo, mi sono arroscio. Ita. Oh, ping pong. Pesari. Tu pesa ping pong. Dopo più. Vuoi che ti faccia stropiare? No, ti prego, no. Allora ti stavi raccogliendo. Tu devo stropiare? No, non ancora per adesso. Dopo l'uscire si via sta raccogliendo. Cocciola, sa? Ah, tu scesi pensando e ti è tornando la memoria allora. Ascoltami bene in modo. Li stiamo ascoltando. Oh, puto. Ero camminando con la mia ragazza alla scaffa femura con l'anima ghetta. Alla scaffa non ci defunti. Ma che te lo giuro, mi credi? Ma io sono il tuo avvocato. Me lo capisci, oh puto, che non sono io che devo credere. Beh, allora, ci decidiamo, erano coccole come diritte. Vostro onore. Devo induci io... Apro la sigitteria, faccio scrombare l'aula. Sì, vostro onore. Permesso. Vostro onore, vorrei esprimermi in questi termini, se me lo concede. Matta Zesnaren, anzitutto si dice esprimere. No, veramente si esprime o esprimere. Vostro onore, come ti piace urinare? Avvocato, espressersi, voce del verbo espressersi dice
esprimersi, mi pare, per non mettere con comunque. Bisogna andare avanti col processo. Cercate di essere più concisi e rendere più stretto il processo. Berlino è Trento. Basta pesare stretto. Beh, Dominiano. Hai vinto ancora. Beh, guarda, è stata abbastanza facile, tenendo conto che sono troppo intelligente, anche quando mi capitano cose di... Ma come hai fatto a capire che era colpevole? Le mie indagini ti hanno aiutato, o no? È semplice. Quando è venuto in studio, lui mi ha detto che era, come dire, colpevole, ecco. Quando c'è da prendere denaro, l'avvocato Perra non si tira mai indietro, mai. No, verrà, ti sei sfendi, là che so di nessun mio. Ah, vero è questo. Vero della. Ja. Beh, tocca andare sotto za papà.